A tutti voi buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento su Telefriuli con Mittelfest, festival multidisciplinare dedicato a musica, teatro, danza e internazionale, punto d'incontro tra il Friuli Venezia Giulia, l'Italia e le aree balcaniche, che ha il suo fulcro in Cividale del Friuli. Per la sua 30ª edizione, lo abbiamo già ripetuto più volte, gli organizzatori hanno puntato a recuperare la dimensione più profondamente internazionale di questo festival. Altro obiettivo è quello di estenderlo nel tempo e nello spazio, e in particolare di questo parleremo nella puntata di stasera, dopo quella su Mittel Young, iniziativa pensata, dedicata ai giovani talenti e alla loro valorizzazione. Diversi gli ospiti che si alterneranno in studio con noi questa sera. Iniziamo dal presidente di Mittelfest, Roberto Corciullo. Buonasera, grazie per essere tornato con noi. In studio anche il direttore artistico del festival, Giacomo Pedini. Buonasera. Buonasera, buonasera. Il focus di questa sera è su Mittelland, una piattaforma di esperienze diffuse appunto nel tempo e nello spazio tra Cividale, Valli del Natisone e Valli del Torre. Sì, il progetto Mittelland è un progetto che in qualche modo era già partito lo scorso anno con l'idea di coinvolgere il più possibile il territorio. Quest'anno abbiamo voluto estendere il territorio, diciamo, di elezione del Mittelfest, che è Cividale del Friuli, dove si tiene il festival, allargarlo a tutta una serie di comuni contermini, quindi abbiamo allargato sulle Valli del Natisone e le Valli del Torre, e in totale più comuni di Moimacco e di Prepotto. Con questo abbiamo coinvolto 20 comuni di questo comprensorio, andando fondamentalmente a prenderci quella fetta a est di Cividale e diciamo, i comuni vicini, con l'idea di creare appunto una piattaforma relazionale con tutto il territorio, le associazioni, al fine di venderci, diciamo, uso un termine un po' commerciale, di venderci meglio, diciamo, nei confronti del turismo che vogliamo accogliere su questo territorio. Oggi il tema del turismo è per noi cultura, quindi il festival cultura è molto intimo col tema del turismo culturale, che è un turismo come dire, di alto livello, di buon livello, e quindi dobbiamo offrire un'esperienza. Quindi l'attività che vogliamo fare con Mittelland è quella di offrire un'esperienza sul territorio di diverso tipo, perché sappiamo che oggi i fruitori del turismo sono diversi, età diverse, fasce diverse, capacità di spesa diverse. Dobbiamo essere in grado di dare assieme, facendo rete, tutto questo tipo di percorso. Quindi questo è un percorso iniziato lentamente lo scorso anno, l'avevamo denominato Aspettando Mittelfest. Quest'anno Giacomo ha denominato, ha trovato questa parola bellissima, Mittelland, e in questo spazio pian piano stiamo costruendo le nostre relazioni. L'obiettivo che ci stiamo dando è quello che questo diventi una rete autonoma, di cui sicuramente Mittelfest può fare da soggetto trainante, ma fondamentalmente condivisa con gli altri attori del territorio, col Comune di Cividale, i vari comuni, le varie associazioni. Veramente abbiamo scoperto un mondo bellissimo, con tante esperienze, tante attività. C'è tutto il tema dell'enogastronomia, ci sono le aziende agricole, noi abbiamo l'azienda agricola Zorzetic, che è il nostro main sponsor, che ci ha ospitato, diciamo, per l'evento di apertura di Mittelland, e questo è quello che noi vogliamo proporre, esperienza. Credo che oggi l'esperienza sia la cosa più bella, dobbiamo essere capaci però di farlo in gruppo. Se lo facciamo in rete, in gruppo, siamo in grado di essere più forti e capaci di penetrare sui mercati vicini e anche quelli più lontani. E allora vado dal direttore artistico, un calendario fitto di appuntamenti ed eventi con l'obiettivo, come diceva il Presidente, di valorizzare quella che è la vocazione turistica di un territorio che è davvero molto ricco, con tante peculiarità che si completano tra loro. Sì, credo che quella sia la cosa, perlomeno dal mio punto di vista, più affascinante e anche con più potenzialità, sia di interesse, come diceva giustamente Roberto, rispetto a un turismo culturale stratificato, articolato, ma per quella fascia di turismo culturale che cerca delle esperienze nuove. C'è il territorio che per l'appunto abbiamo così, cercando un nome chiamato Mittelland, è un territorio che nell'arco di due, diciamo, valli principali e 20 comuni racchiude per esempio
tre storie che sono lo specchio di tre lingue, no? L'italiano, il friulano, lo sloveno. Questo già ci mostra una ricchezza, una stratificazione culturale profonda, complessa, articolata, all'interno di un tessuto naturalistico veramente ricco e unico, e quindi il desiderio è quello di cercare di tirar fuori tutto questo, farlo però non tanto organizzando noi come Mittelfest qualcosa, noi organizziamo il festival, ma cercando di favorire una messa in rete. La cosa bella di tutti gli eventi di Mittelland è che sono eventi che hanno partner molto differenti fra di loro, con proposte che svariano dal concerto all'attività itinerante in bicicletta o alla camminata, ma hanno un punto in comune che è proprio quello di vivere i luoghi che sono propri di questi eventi comuni. E farlo insieme, presentandosi organicamente insieme. Tra l'altro ci sono altre esperienze che via via stiamo conoscendo in Italia che vanno in questa direzione, e sono esperienze che hanno fortuna, che hanno possibilità di successo. Poi qua ne racconteremo già una nello specifico che è nata perché ci siamo incontrati, insomma, abbiamo incontrato altri che stavano già facendo un lavoro di questo tipo, e allora perché non farlo insieme, insomma. Presidente Corciulo, una occasione davvero preziosa per riscoprire il territorio, rivolta e che interessa chi già lo abita, ma un'occasione importante per scoprirlo per chi viene da fuori, semplicemente da altre parti della regione e poi ovviamente da fuori regione. Sì, io credo, noi usciamo dal periodo di pandemia che in qualche maniera ha azzerato tante cose, ha creato soprattutto sulle aree, perché abbiamo avuto i confini, quindi la non possibilità della gente di viaggiare dall'estero, quindi abbiamo avuto un turismo di vicinato che è cresciuto, che è andato a riscoprire o a scoprire i propri territori, dove c'era già un'offerta pazzesca che molte volte però non viene messa a sistema o viene messa a sistema in maniera frammentata, e questo è un po', se vogliamo, un nostro limite congenito, diciamo, nel senso che guardiamo molto i nostri orti e poi facciamo fatica a metterci in rete. Credo che oggi la pandemia ci ha insegnato che se siamo insieme siamo forti, abbiamo avuto in questi giorni l'esempio col campionato europeo dove ha vinto la squadra, se la squadra fondamentalmente è compatta vince. Questa è una regola aurea, credo dappertutto, quindi diciamo al di là dei singoli. E questo credo sia il tema. Noi possiamo essere un soggetto, uno dei soggetti, non il soggetto, uno dei soggetti trainanti, abbiamo sicuramente una nostra comunicazione, arriviamo, diciamo, su molti canali, riusciamo a fare uno sforzo importante a poter trascinare, fare da trainanti su tanti territori, non solo in Friuli, fuori in Italia, a livello internazionale, e quindi credo che questa nostra parte possa essere importante. Più saremo capaci di metterci a sistema con questo, insieme a tutti, e riempire questo contenitore, più saremo bravi e avremo forza anche di costruire progetti, perché poi oggi progetti europei in arrivo, la regione e quant'altro, c'è molto da fare, però se lo si fa spezzettati al contributo a pioggia da 2-3 mila euro non andiamo lontani, bisogna fare delle cose, diciamo, strutturali, e questo è un po' il nostro desiderato. Pedini, abbiamo capito l'importanza di questa rete di collaborazioni che si è creata nel territorio, fondamentale per riuscire a dar vita a tutta questa serie di eventi, di appuntamenti sul territorio che puntano a valorizzare ciò che di meglio il territorio ha da offrire, dalla natura allo sport, la cultura, l'enogastronomia. Questo per dare l'idea di che cos'è concretamente questa iniziativa. Sì, no, è esattamente questo, nel senso che nel momento in cui scelgo di venire a frequentare un luogo, lo frequento organicamente, non lo frequento a spot, per cui non vengo semplicemente perché c'è il concerto X. Faccio degli esempi, abbiamo la serie dei concerti dedicati a Dante a Villa dei Claricini, ok? Vengo magari sì per ascoltare il concerto che c'è in villa, ma contestualmente quel fine settimana c'è per esempio il Mittelbike, e allora ho la possibilità anche di fare un giro in bicicletta, oppure di scoprire dei pezzi di Cividale del Friuli Storica, attraverso le camminate. Sono tutte esperienze collegate. Ed è per questo che il calendario è fitto, ma ha dei nuclei, che va molto spesso ad insistere sui fine settimana. Posso avere, come dire, 3 giorni in cui all'interno di un raggio chilometrico limitato
posso fare più e diverse esperienze perfettamente armoniche e integrate fra di loro. E le posso fare anche se abito qui, se abito in regione, e magari non è detto che conosca benissimo quello che ho dietro l'angolo. Per così annunciare, anticipare quanto affronteremo più avanti nel corso della trasmissione, volano di questo progetto, di questa iniziativa, è la mappa parlante. Vogliamo introdurla? Sì, la mappa parlante è uno, diciamo, dei progetti cardine sicuramente importantissimo, che è stato possibile grazie alla Fondazione Radio Magica Onlus, che l'ha ideata e creata su nostra commissione, ed è molto importante non solo quello che la mappa è, nel senso che la mappa è un bellissimo strumento di conoscenza del territorio perché è una bella mappa, nel senso che l'illustratrice ha fatto un lavoro notevole, ed è interessante perché è uno strumento anche fruibile da chi per esempio è ipovedente, quindi può ascoltare i luoghi narrati dalla mappa, ma anche il modo in cui Radio Magica l'ha creata, che credo che sia abbastanza importante, perché l'ha creata coinvolgendo direttamente i 20 comuni, andando a chiedere a chi li abita quali sono per ogni comune un luogo importante, un luogo significativo, un luogo sentimentale, e su quello è andata a costruire una mappa. Proprio per riagganciarmi a ciò che raccontava Roberto poco fa, è una maniera per riscoprire il valore di quello che si ha e quindi riscoprire anche la possibilità di un turismo interno forte, che non è soltanto però un turismo, è anche un modo per conoscersi, e quindi è forse anche qualcosa di più. Insomma, valorizzazione del territorio, partecipazione, inclusione, diciamo che questo progetto si cala perfettamente, quindi questa mappa parlante sposa perfettamente la filosofia di Mittelfest. Ne parliamo dopo la pubblicità. A tra poco. Di nuovo in studio su Telefriuli per parlare di Mittelland. Dicevamo prima della pubblicità che volano di questa iniziativa è la mappa parlante. Anima della mappa parlante è la Fondazione Radio Magica Onlus, e proprio di questo parleremo in questa parte della trasmissione. Vado a presentarvi le ospiti che ci hanno raggiunto e che affiancheranno il presidente Corciulo e il direttore artistico Pedini in questa parte della trasmissione. Saluto e ringrazio Elena Rocco, segretaria generale della Fondazione Radio Magica Onlus. Grazie per essere qui con noi, buonasera. Buonasera. E saluto anche Giovanna De Apollonia, che è responsabile editoriale della mappa e scientifica rispetto ai contenuti, sempre in rappresentanza di Radio Magica Onlus. Grazie per essere con noi. Prima di entrare nel dettaglio di questa mappa parlante e di scoprire come ci aiuterà a conoscere il territorio, a scoprire alcune delle sue bellezze, delle sue peculiarità, è giusto raccontare qualcosa della fondazione. Nata nel 2010 dall'esperienza di una ricercatrice, mamma di un bambino affetto da una sindrome rara. Quindi raccontiamo un po' che cos'è la fondazione, perché è nata e qual è la sua missione. Questa mamma, che oggi è felicemente seduta qui tra persone eccezionali che hanno saputo cogliere l'idea e trasformarla in qualcosa di pratico, di esistente, di concreto. Questa mamma è qui dopo ormai 11 anni e porta anche un messaggio, che è un messaggio proattivo, di costruzione, che la cultura può essere davvero un volano di inclusione, un volano di creazione di valore, che può aiutare le persone che nascono con degli svantaggi, ma proprio per la loro poi esperienza di vita diventano testimonianza e stimolo per chi magari problemi non ha e che, guarda un po', in una mappa parlante ritrova storie divertenti che divertono e rendono piacevole una visita in un territorio, e mentre visitano questo territorio dietro c'è qualcuno che l'ha costruita questa mappa pensando anche a persone che magari non possono leggere, come mio figlio, o magari non possono muoversi agevolmente nei luoghi, e allora possono vedere dei video belli che raccontano la storia di un luogo. E quindi ecco, Radio Magica cerca di rendere
così di abbattere un po' le barriere di accesso alla cultura, perché tutti abbiamo bisogno di storie, siamo fatti di storie. Allora, abbiamo parlato della fondazione, abbiamo accennato alla mappa parlante in relazione in particolare a Mittelfest, ma le mappe parlanti rientrano tra i servizi che la fondazione offre attraverso il proprio sito, giusto? Esattamente, il sito radiomagica.org, in cui si possono trovare queste mappe parlanti. Mappe parlanti che sono mappe di comunità. Ora, le mappe esistono da secoli e quello che Radio Magica ha cercato di fare, rivolgendosi a una letteratura che insomma, non abbiamo inventato noi, quella delle mappe parlanti, sono mappe che fanno parlare le comunità in cui queste mappe sono collocate, queste mappe descrivono le comunità. E quindi attraverso una metodologia che appunto prevede l'incontro con questi 20 comuni, che Valli del Torre, Valli del Natisone e naturalmente Cividale del Friuli, territori che sono ricchi di storia, ricchi di leggende anche, e abbiamo incontrato comune per comune i portatori di interesse di queste comunità, che ci hanno rivelato attraverso delle cartoline che poi sono state diffuse e distribuite a tutti i bambini, ragazzi, famiglie, biblioteche, per raccogliere quali fossero i luoghi del cuore, i monumenti del cuore. E da lì è partito un viaggio per raccogliere magari anche dagli anziani delle idee e trasferire poi agli eredi, i bambini, i ragazzi, queste storie dedicate ai luoghi e ai monumenti di Cividale del Friuli e delle valli del Natisone e del Torre. Allora entriamo un po' più nel dettaglio con Giovanna De Apollonio di questa mappa parlante, Sì. in particolare di come è stata realizzata, di quella che è stata la partecipazione delle comunità, come si diceva, che sono state coinvolte in questo progetto, come hanno partecipato, con quale spirito, si sono confrontati, perché poi scegliere un qualcosa che vada a rappresentare il proprio paese, la propria comunità è anche insomma una bella responsabilità. Sì, sicuramente. Il progetto è nato appunto coinvolgendo prevalentemente i bambini, i ragazzi e le famiglie, quindi, ma siamo andati nelle scuole. Radio Magica è stata in tutti gli istituti comprensivi di questi 20, e le scuole private e pubbliche di questi 20 comuni coinvolti. Abbiamo distribuito circa 4.000-4.200 cartoline che a causa del Covid, diciamo, hanno implicato una risposta online, quindi abbiamo cercato di semplificare proprio per facilitare il messaggio, far passare più velocemente il messaggio, e dal sondaggio poi abbiamo raccolto i 20 oggetti che quindi sono stati selezionati dai bambini e ragazzi. Il progetto infatti parte sempre dai bambini e ragazzi e poi ritorna ai bambini e ragazzi, perché tutte le varie fasi di progetto vengono diciamo sviluppate da professionisti, quindi una volta selezionati i territori commissioniamo i testi che possono essere storie o curiosità. Le curiosità sono delle domande stuzzicanti a cui cerchiamo di dare delle risposte molto brevi, mentre le storie si tratta di vere e proprie storie, racconti e quindi di storytelling, e in questi due formati, diciamo, raccontiamo o commissioniamo, diciamo, agli autori i testi che vengono poi trasformati in vari formati audio e anche video. In questo caso abbiamo fatto un po' di audio e un po' di audio-video. Ecco, lei in mano ha la versione cartacea di questa mappa, questo per sottolineare che in video stavamo vedendo la parte digitale, ecco lei ha in mano la versione cartacea di questa mappa, quindi tutte e due utili per guidarci in questo viaggio alla scoperta del territorio raccontato appunto dalle comunità che lo abitano, dalle comunità che lo vivono. Quindi la possibilità di ascoltare storie. Sì, e curiosità. È importante dire che la mappa, cioè diciamo il passaggio da mappa cartacea a digitale avviene attraverso il telefonino di solito, e quindi c'è un codice QR che consente di arrivare sul sito e quindi di navigare la versione digitale della mappa che è stata sviluppata dall'Università di Udine, dal SAS Web Lab, e che appunto
permette quindi il facile accesso ai contenuti digitali. La versione cartacea ha un fronte e un retro. Nel fronte c'è il territorio con gli oggetti del territorio. Nel retro, oltre ad essere spiegato il progetto, c'è anche una spalla con tutti i titoli e questa distinzione tra storia e curiosità. Noi abbiamo parlato molto di bambini, ma questa mappa vale per tutti, ci sono un sacco di curiosità che molto probabilmente sfuggono anche ai più, a coloro che vivono questo territorio, giusto? Certo, è proprio per questo che diventa interessante per tutti, è un oggetto che veramente non ha età, perché viene ascoltato e fruito dai bambini delle scuole, dall'infanzia alle scuole primarie e poi via fino ai nonni, esatto. Perché ci sono tante cose curiose che cerchiamo di raccontare. Infatti nella prima fase di sviluppo della mappa siamo un po' detective e ci avvaliamo di tutte le persone, diciamo i conoscitori del territorio, i curatori dei musei, le guide naturalistiche, proprio per scoprire le peculiarità di ogni territorio. E poi insomma c'è sempre la possibilità che i nonni raccontino ulteriori aneddoti, ulteriori storie ai loro nipoti, prendendo spunto proprio da questa mappa. Che significato ha per la Fondazione Radio Magica essere parte di questo progetto, di questo festival? È un significato prezioso. Già la Regione Friuli Venezia Giulia da anni premia attraverso avvisi pubblici queste mappe parlanti, perché sono mappe che valorizzano la vocazione sociale della cultura e del turismo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Mittelfest sta permettendo a Radio Magica di raggiungere una vera visibilità internazionale. È un festival che, come ha detto il Presidente, ha una visione di fare rete, e nella rete si guadagna tutti. Si guadagna tutti in termini di contatti, di buon cibo, di bellezza e anche di visione. E quindi io sono veramente molto grata a tutto Mittelfest e alla grande squadra Mittelfest per aver accolto anche Radio Magica e aver permesso a Radio Magica di crescere con il Mittelfest e di estendere anche la missione di Radio Magica oltre ai confini di questa regione. Presidente Corciulo, quando è stata presentata questa edizione del Mittelfest avete subito sottolineato questa volontà di allargare nel tempo e nello spazio la manifestazione, ma di allargarla anche in termini di partecipazione, con questa grande attenzione per le famiglie, con un programma, un calendario di eventi pensato davvero per andare incontro a tutte le fasce d'età e a tutti i gusti. Ecco, questo progetto, questa mappa parlante, questa collaborazione con la Fondazione Radio Magica va ulteriormente in questa direzione. Abbiamo detto inclusione, partecipazione come parole chiave. È un progetto per noi importantissimo perché è come dire, il collante di tutto questo progetto di territorio. È la piattaforma su cui abbiamo innestato perché ci ha permesso di conoscere i comuni, le persone che lavorano dentro i comuni, ci ha permesso di dialogare, diciamo, in prima battuta. Poi lo strumento in se stesso è uno strumento che ha una potenzialità pazzesca perché riesce, diciamo, effettivamente a raggiungere tutte le persone, grandi e piccoli, ma il tema dei piccoli per noi è un tema sensibile, nel senso che io, il Consiglio di amministrazione, Giacomo, il lavoro lo abbiamo centrato molto sulle famiglie, sui ragazzi, perché crediamo che la cultura vada vissuta da bambini in maniera corretta. Bisogna accompagnare i bambini dentro la cultura in maniera semplice, in maniera non forzata, e questo è un modo bellissimo perché le storie, io sono rimasto veramente affascinato di questo grande lavoro, di come hanno raccontato certe storie, alcune anche, come dire, inventate all'uopo per poter permettere, diciamo, di fruire bene. E io sono rimasto, me le sono viste tutte una per una e sono rimasto veramente, come dire, estasiato da questo grandissimo lavoro, perché poi ci sono dei professionisti dietro veramente di grandissimo livello nazionale e internazionale che l'hanno creata e permettono veramente di dare, come dire, di raccontare. E questo credo sia un altro dei pezzi che per noi è fondamentale nel portare in giro per il mondo il nostro territorio in modo intelligente, utilizzando nuove strumentazioni. Questo credo
sia un qualcosa insomma, su cui noi ci abbiamo investito parecchio, perché non è nella nostra mission, diciamo, come dire, principale di Mittelfest, però siamo riusciti a trovare uno spazio. La Regione Friuli Venezia Giulia, e in particolare l'assessorato alla cultura, assessore Gibelli e direttore Manca, ci hanno dato un aiuto fondamentale e ci hanno dato anche la possibilità di percorrere questo percorso, e questo sicuramente, diciamo, è un lavoro importante, e ringrazio Radio Magica Onlus per averci, come dire, per esserci conosciuti e per aver creato tutto questo, che è un qualcosa di veramente importante. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché subito dopo continueremo a parlare di questa iniziativa, coinvolgendo anche alcuni sindaci del territorio del quale stiamo parlando. A tra poco. Mittelland al centro di questa puntata speciale dedicata a Mittelfest. Parliamo del territorio, con chi il territorio lo amministra e partecipa appunto a questa iniziativa. Allora, accanto al presidente Corciullo e al direttore artistico Pedini si sono aggiunti l'assessore per il comune di Cividale allo sport e al turismo Giuseppe Ruolo. Grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera. E abbiamo in studio con noi anche il sindaco di Stregna, Luca Postregna. Grazie davvero per la vostra partecipazione. Allora partirei proprio dai rappresentanti delle comunità coinvolte per cercare di capire come appunto i comuni vivono questa grande iniziativa che valorizza in maniera davvero straordinaria il territorio. Parto dall'assessore Ruolo. Beh, non abbiamo potuto far altro che accogliere con entusiasmo questa partecipazione di Mittelfest alla valorizzazione del territorio attraverso queste iniziative, come ad esempio Mittelland e la mappa parlante, che vanno proprio nella direzione che come amministrazione abbiamo intrapreso in questi ultimi mesi, perché comunque siamo una nuova amministrazione in continuità con quella precedente. E infatti da qualche mese mi occupo anche di turismo, e diciamo che ci siamo subito trovati su alcune idee, su alcune iniziative, e abbiamo anche cercato di calendarizzarle insieme per far sì che ci fossero degli appuntamenti che coprissero un arco temporale il più lungo possibile. Tanti appuntamenti appunto che si svolgono a Cividale, diciamo così, diluiti nel corso del tempo per dare occasione anche e soprattutto a chi viene da fuori di poter godere di questo territorio e di tutto ciò che offre. È un impegno importante quello dell'amministrazione, che però sta dando riscontri particolarmente significativi. Sì, assolutamente. Diciamo che veniamo, come sappiamo tutti, da un periodo difficilissimo, però per assurdo è anche forse il momento propizio per lanciare delle nuove iniziative o comunque per adattarsi a quelle che sono le esigenze del momento. Sappiamo che le attività, faccio un esempio, le attività all'aria aperta sono quelle maggiormente consigliate, perché adesso si può girare anche senza mascherina, e abbiamo la fortuna di vivere in un territorio fantastico. Cividale si trova tra le valli del Torre e le valli del Natisone. Forse fino a poco tempo fa ognuno guardava a casa propria, diciamo così, ma da qualche anno, grazie anche ad altri eventi che c'erano stati, penso al Giro d'Italia, si è iniziato un po' a creare questa rete. E quest'anno una delle iniziative che come comune abbiamo messo in campo e che ha trovato subito sinergia con Mittelfest era Cividale tra natura e cultura, che andava a promuovere delle escursioni in bici, a piedi o in canoa, e lo stesso fa Mittelfest con Mittelbike ad esempio. E questo ci permette di far scoprire il nostro territorio, ma anche le nostre aziende, perché durante questi percorsi ci sono appunto delle tappe dove ad esempio anche da Zorzettig, che poi avremo qui più tardi, che ha abbracciato il progetto Mittelfest, c'è stata una di queste tappe dove lei ha fatto conoscere la sua azienda, poi per assurdo a persone del territorio, che
molte volte siamo noi stessi a non conoscere il patrimonio che abbiamo a disposizione. Abbiamo parlato delle tante ricchezze che questa parte del territorio offre, davvero uno scrigno tra Cividale, le valli del Torre, del Natisone, tutto da scoprire. E allora vado da Luca Postregna proprio per chiedergli questo, che occasione rappresenta anche per i comuni più piccoli una vetrina di questo tipo? Ma il direttore ci ha insegnato che non esistono competitor, no? In queste cose qua, quindi creare le alleanze è veramente la chiave di svolta. Nel momento in cui riusciamo a metterci d'accordo su delle programmazioni, riusciamo a espandere il partenariato, riusciamo a espandere la visibilità, che anche tutto il territorio riesce a veicolare in sé, no? Perché comunque non dimentichiamoci, si può avere la più grande televisione del Friuli, no? Se vogliamo, però comunque se l'evento non è sentito dal territorio forse probabilmente avrà un po' meno successo, e questo qui è un po' l'impegno in cui ci stiamo impegnando un po' tutti, insomma. Ecco, e allora il territorio come vive questa opportunità, venendo appunto alla partecipazione, che è un aspetto fondamentale, l'abbiamo capito? Ma noi nel dicembre del 2020 ci siamo messi con un gruppo di amministratori della fascia confinare del Friuli Venezia Giulia a partecipare a un bando ministeriale del Ministero della Cultura, Borghin Festival. All'inizio, devo essere onesto, vedevamo Mittelfest come un competitor, no? Ma invece si è rilevato un fortissimo alleato, che di fatto insomma, ci ha permesso, se vogliamo, grazie alla rete che abbiamo costruito, di arrivare quarti su 8 domande finanziate su quasi 650 progetti a livello nazionale. E qui ritorniamo all'importanza del fare rete, del mettersi insieme, traendone poi tutti quanti vantaggio. Insomma, non è stato semplicissimo arrivarci, però adesso i benefici si vedono. Assolutamente. Adesso c'è molto lavoro perché stiamo riprogrammando un po' tutto il calendario delle nostre iniziative che si svolgeranno tra settembre e ottobre con strascichi, ma con delle code, insomma, anche per una programmazione futura, anche diciamo nel primo inverno di quest'anno. Torniamo per un momento a Cividale, periodo davvero importante, il decennale del riconoscimento dell'UNESCO. Adesso siamo qui a parlare appunto di Mittelfest, tante iniziative importanti di qualità che sono anche una grande responsabilità da gestire per un territorio, per un'amministrazione. Beh, assolutamente sì, negli ultimi anni come cittadina siamo conosciuti per essere sempre in fermento, no? Cividale molte volte diventa un palcoscenico a cielo aperto, cercando di abbracciare un po' tutte le tipologie di manifestazioni, e ce ne sono alcune storiche come Mittelfest, che quest'anno compie il suo 30° compleanno, ma poi negli anni ne abbiamo viste diverse, dalle più piccole alle più grandi. Basti pensare che abbiamo visto passare Ligabue, Santana, Sting, e sono eventi importanti che ci danno sicuramente lustro, ma appunto come dicevi sono una grande responsabilità, ma ad oggi, facendo tutti gli scongiuri del caso, diciamo che siamo stati all'altezza di tutti questi appuntamenti. Vedremo la pandemia cosa ci regalerà, passatemi il termine, nel senso che sicuramente dopo periodi del genere devi essere bravo a reinventarti e a cogliere quelle che possono essere delle nuove opportunità che si vengono a presentare, che magari prima non prendevamo in considerazione perché forse si davano anche per scontate o perché eravamo abituati a viaggiare su determinati binari. Questa situazione ci costringe per forza di cose a dover allargare il nostro orizzonte e sicuramente, come sta facendo Mittelfest, reinventarsi e rilanciare per continuare a crescere. Vado da Pedini perché sentendo quello che stiamo raccontando mi viene da fare una riflessione. Sicuramente nel corso degli anni Mittelfest è cresciuto, è ormai un festival di livello internazionale, riconosciuto in quanto tale. C'era forse un po' il rischio di allontanarsi dal territorio, cosa che non è stata fatta, anzi, pur rimanendo un festival con delle proposte di grande qualità, c'è sempre attenzione per tutti, l'inclusione, come si diceva, non si vuole lasciare fuori nessuno.
No, quello sicuramente, no, anche perché è la funzione culturale di un'istituzione a vocazione pubblica come Mittelfest in quanto festival, e poi perché anche in qualche modo la ragione storica con cui il festival è nato, cioè è nato, no, nell'euforia post-89 con l'obiettivo di legare culture, lingue, popoli che erano stati separati per 50 anni dalla guerra fredda, quindi sarebbe, come dire, sciocco non seguire quella linea. Devo dire che pensare che la dimensione internazionale del festival necessariamente debba confliggere con la dimensione invece del radicamento territoriale non è così necessario. Mi ritrovo molto in quello che diceva prima il sindaco Postregna, perché laddove si tende a vedere competizione magari ci sono delle grandi possibilità di collaborazione. E Mittelfest è internazionale perché porta degli artisti dall'estero a stare a Cividale del Friuli, ma li porta a stare a Cividale del Friuli, quindi a legarsi ad un luogo ben specifico, ed è quello che fanno tutti i festival. A livello europeo in questo momento la nostra associazione, che è l'EFA, la European Festival Association, sta lavorando proprio su questi progetti, cioè il legame tra un grande festival internazionale e il radicamento con il luogo in cui si trova, perché poi gli spettacoli vanno fatti in luoghi precisi e cambiano forma a seconda di dove sono. E questo passa attraverso però il dialogo e il costante confronto. Il progetto Icarus, di cui parlava per l'appunto Luca Postregna, ci ha visto coinvolti come ci siamo sentiti per le mappe parlanti. Le avevamo cercati per quel motivo lì, come tutti i comuni del territorio. Da lì si è iniziato a parlare del progetto Mappe Parlanti, c'era una condivisione dell'idea di quello che si voleva fare e lui ci ha parlato del bando su cui stavano lavorando. E da lì è nato. Ecco, questo tipo di dialogo si sposa perfettamente col fatto che poi dentro possiamo chiamare un grandissimo artista ungherese o tedesco o dalla Grecia. Sono tutte potenzialità che si sposano in modo assolutamente armonico. Ecco, Presidente Corciulo, potenzialità, opportunità che si moltiplicano proprio grazie all'unione. Abbiamo parlato di questa mappa parlante, del coinvolgimento di 20 comuni che così stanno vivendo questa opportunità. Sì, questo per noi, come ho già detto più volte, è un progetto base di questo, come dire, cambiamento di pelle del Mittelfest. Abbiamo ritenuto che ai 30 anni, insomma, nel mezzo del cammino di nostra vita, visto che parliamo, quest'anno anche festeggiamo Dante, fosse necessario cambiare pelle, e quindi ma il cambiamento di pelle è andare a trovare il territorio, perché come diceva qualcuno precedentemente, magari andare a comunicare fuori dal nostro territorio, ma nel territorio magari i ragazzi, i giovani, le persone non conoscono gli spettacoli, non li frequentano, non chiedono e quant'altro, vuol dire che il lavoro che si sta facendo è a metà. Noi siamo un'istituzione pubblica dove abbiamo la Regione Friuli Venezia Giulia come principale socio, che ha una funzione sociale, una funzione culturale, e abbiamo una funzione di essere un collante del territorio e cercare di trovare delle sinergie. Ripeto, uno dei mandati importanti era quello di trovare dei momenti di inclusione del territorio che comunque, come in tutti i territori, soffre una demografia, soffre spopolamento, soffre tante cose. Credo che dobbiamo trovare un registro per il futuro, e la cultura può essere fare la sua parte, guarda il suo angolo, ma sicuramente lavorando in questo senso, in questo percorso, si possono creare opportunità. La pandemia, come diceva bene Beppe, bisogna leggerla come dire, sempre bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Sicuramente ha fatto tanti danni, abbiamo avuto tanti problemi, tante persone sono mancate, è stato sicuramente un disastro, però in questo noi dobbiamo essere capaci di rivedere il futuro in maniera differente, dobbiamo dare degli input differenti, si creano anche delle grandi opportunità che dobbiamo cogliere, ma se le cogliamo, corriamo da soli, non le cogliamo. Se corriamo in gruppo possiamo cogliere tante opportunità, possiamo fare rete, ma soprattutto quella massa critica che serve oggi per essere qualcuno sui territori, sui tavoli di lavoro, sui tavoli di discussione, sui progetti europei. E in questo ricordo che, come ha detto Giacomo, noi adesso avremo il 4 settembre a Cividale, ospiteremo il board dell'EFA, che è la più importante organizzazione dei festival
europea, raduna più di 100 festival da 40 paesi, e avremo delle persone importantissime che parteciperanno e vivranno Cividale per 3 giorni, quindi questo vuol dire creare un legame, ed è il primo board dopo pandemia, fondamentalmente del 2019, e l'obiettivo di questo è proprio per riuscire a creare una rete sovranazionale di altri festival per fare progetti europei, per andare a crearci delle ulteriori opportunità assieme, per creare delle modalità di lavoro differenti dove il territorio diventa basilare, perché tutti questi signori vengono da noi perché sanno che c'è Cividale, c'è un territorio vicino a Cividale, c'è una storia, c'è un qualcosa da raccontare, c'è una cultura, c'è un patrimonio, ci sono i romani, i longobardi, il patriarcato, cioè c'è un mondo, e questo è, come dire, come cultura noi siamo semplicemente dei portatori di questi messaggi, e se riusciamo a farlo bene possiamo fare tantissime cose. Io sono molto fiducioso, ma ripeto, perché ho trovato un territorio pazzesco, come dire, con tante persone che stanno lavorando, fanno tanto, e insomma l'appello che lancio è sempre, lo sanno anche tutti gli amministratori che sono qui, è sempre stato quello di dire: facciamo cose assieme, troviamo il modo di fare assieme, troviamo sinergia, magari un anno non abbiamo la combinazione, ma questi devono essere progetti a medio-lungo termine, non progetti del momento, devono essere cose che si impiantano, si lavora, si cresce, si va a battere cassa nei posti necessari, si fanno i progetti europei, si fanno i progetti nazionali, come ha fatto bene Postregna, che insomma ha raggiunto un risultato pazzesco. Se lo guardiamo rispetto a livello nazionale, 8 progetti sono passati su 640, il suo è il 4º progetto, con una rete di 50 partner, con ulteriori 50 soggetti che hanno dato patrocini, tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi insomma questo è il sistema di lavorare, e credo che noi come Mittelfest faremo questo, continueremo a fare questo. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Di nuovo insieme per parlare di Mittelfest, e in particolare questa sera di Mittelland. Ancora protagonista il territorio e alcune iniziative che lo animeranno. Ancora in studio con noi il presidente Corciulo, il direttore artistico Pedini, e poi ci hanno raggiunto, andiamo a salutare subito gli altri ospiti. Annalisa Zorzettic, buonasera, grazie Buonasera. per essere con noi in rappresentanza di una realtà importante del territorio, Zorzettic Vini, che ha creduto e continua a credere molto in Mittelfest. Saluto anche Luca D'Agostino, che è ideatore e direttore artistico di una iniziativa della quale andremo a parlare, Empatia R. Lo faremo appunto nel corso di questi minuti che trascorreremo ancora insieme. Io parto subito da Annalisa Zorzettic, riprendendo quello che è il tema al centro di questa edizione di Mittelfest, che viene sviluppato in diversi ambiti. Il tema, l'abbiamo detto più volte, è eredi. Ciò che lasceremo in eredità, tra l'altro, è anche la nostra terra, con tutto ciò che rappresenta e tutto ciò che offre. Un motivo molto importante per non solo valorizzare, ma avere cura di questa terra. Sì, in particolar modo proprio noi che vignaioli lavoriamo la terra abbiamo questo legame profondo con il territorio. Territorio inteso per noi, la nostra passione è inteso per tutto ciò che lo circonda, per cui importante la gastronomia che porta con sé dei valori e la storia, e molto importante l'arte e la cultura. Il Mittelfest abbiamo la gran fortuna di avere questo evento proprio nel nostro comune a Cividale del Friuli, ed è noi siamo più che felici di collaborare, di essere partner, perché ritroviamo in questo evento professionalità, serietà, bellezza intesa come armonia, come cultura, valori profondi. E per noi sono, più che noi partner, loro forse sono loro nostri partner. Comunicare anche fuori, visto che ormai il vino italiano e friulano è conosciuto nel mondo, e comunicare anche questi rapporti
legati alla bellezza dell'arte, della musica, della danza, della cultura in generale, è una cosa recepita soprattutto all'estero come forte segno di italianità e di storia di un territorio. Ecco, su queste parole torno dal Presidente Corciulo, perché abbiamo parlato in precedenza di questa rete di relazioni e di collaborazioni che si è creata nel territorio e quello che abbiamo capito è quanto le realtà del territorio credano in Mittelfest, riconoscendola come evento culturale centrale del territorio. Beh, Mittelfest credo non debba, come dire, scoprirsi, facciamo 30 anni, quindi sicuramente c'è un dato, il territorio non ha sempre vissuto Mittelfest nello stesso modo negli anni, perché chiaramente in 30 anni le dinamiche sono diverse, non è sempre facile allinearsi. Sicuramente il mandato che abbiamo ricevuto dalla Regione come Consiglio di amministrazione lo scorso anno è stato quello di ridare una dimensione di territorio più forte, far sì che questo evento culturale, che ha per la Regione uno degli eventi più importanti ed è uno dei primi festival che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ospitato, diventi sempre di più uno strumento di amplificazione di quello che è il territorio. Noi abbiamo un territorio pazzesco, io lo dico sempre perché ne sono personalmente innamorato, ma non solo perché ci sono cresciuto, ma girando per il mondo mi fa sempre un gran piacere tornare a casa mia, ma credo abbiamo talmente tanto che però nel tempo molte volte non siamo stati sempre in grado di sfruttare nel modo corretto, nel modo giusto. E noi cerchiamo di farlo, cioè cerchiamo di farlo dal nostro angolo, sul nostro lavoro. Questo lavoro di rete è un lavoro che richiede tanto tempo, parlare con le persone, aprirsi al dialogo, trovare delle sinergie, trovare delle combinazioni. Insomma, fare rete non è un mestiere facile per nessuno, però la cultura sicuramente è un grande trainante di questo, perché come diceva l'Annalisa, è bellezza, armonia, è un modo, diciamo, come dire, che non è di tutti i giorni, quindi cerchiamo di utilizzare questo come strumento per fare sistema. Pedini, parlando di Mittelland, lei ha così suggerito che si tratta di un'esperienza immersiva. In qualche maniera abbiamo colto il perché, ma ce lo vuole spiegare meglio? Ma dico esperienza immersiva perché intanto sollecita, diciamo, interessi e desideri diversi, che sono però allo stesso tempo armonici e complementari fra di loro. Faccio un esempio, dato che stiamo per l'appunto parlando anche con Annalisa Zorzetti, cioè l'iniziativa Art and Taste che verrà fatta il 25 luglio è proprio questo, nel senso che da un lato hai l'esperienza enologica che attraversa la cultura del vino, la conoscenza del vino che passa naturalmente dal palato, ma che ha a che fare con una serie di connessioni sentimentali. Non voglio neanche, come dire, citare Proust, ma l'ho appena fatto. E poi cosa c'è? C'è la dimensione musicale, c'è il lavoro di un ensemble jazzistico straordinario, tra i più bravi che ci sono in Italia, che vanno a toccare l'udito. Tutti i sensi concorrono nel modo in cui noi scopriamo il mondo e nel modo in cui lo facciamo con piacere questa scoperta. Ecco perché è immersiva. La lingua e l'orecchio, la lingua e il timpano non sono poi così antitetici. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo parlato di armonia e questo mi sembra l'espressione giusta per descrivere tutto questo. Allora, abbiamo parlato di esperienza immersiva, mi sembra giusto fare riferimento ad un viaggio multisensoriale e quindi è arrivato il momento di parlare di empatia AR. Allora chiediamo a Luca D'Agostino di raccontarci di questo progetto dove cultura e tradizione di questa terra del Friuli si fondano alla perfezione con l'innovazione tecnologica. Raccontiamo questo progetto. Ma assolutamente, io ovviamente sono molto felice di essere stato coinvolto nuovamente quest'anno in questa esperienza. Prende in eredità, per stare in tema, il nome dello scorso anno, ma è uno sviluppo ulteriore, uno sviluppo nuovo.
Di che cosa si tratta? Come dice il nome, si tratta di una realtà immersiva, di una realtà virtuale aumentata, in cui praticamente un fruitore si trova in un luogo, quest'anno sarà la sagrestia della chiesa di San Giovanni in Valle a Cividale, sarà tra l'altro occasione di vederla aperta per l'occasione, ma attraverso degli occhiali 3D vedrà un'altra realtà. Lo scorso anno avevamo lavorato sul territorio di Cividale, quest'anno sono straordinariamente felice di essere riuscito a coinvolgere Annalisa Zorzettig in questo, perché credo proprio in questa ricchezza che abbiamo sul territorio, e quindi riusciremo a vedere anche un angolo particolare delle cantine Zorzettig attraverso sempre l'utilizzo dell'arte in sé. L'altro anno avevamo lavorato solo con la musica, quest'anno l'idea è stata di coinvolgere anche, oltre a un musicista che è Giorgio Pacoridge, anche 2 attrici che sono Marta Cuscunà e Aida Tagliente, e di lavorare su un testo liberamente tratto da alcuni testi e su un tema che è sempre questo legato al tema di quest'anno, che è Eredi, che sarà dedicato alle Agane. Quindi abbiamo coinvolto praticamente, i testi sono tratti da alcune pagine scritte da Angelo Floramo per l'Istituto Fano, e anche degli scritti recuperati dall'archivio Tellini di Manzano. E tutto questo si potrà godere in un luogo attraverso degli occhiali, vedendo un ulteriore luogo. Speriamo di creare in qualche modo delle esperienze emotive empatiche. Ecco, intanto stiamo vedendo alcune immagini che si riferiscono appunto a questa particolarissima location, insomma le Agane, che sono queste figure, queste creature del Friuli mitologico, in un contesto così particolare come quello che stiamo vedendo, la sensazione davvero è che sia un mix a forte impatto. Ma lo speriamo chiaramente, sicuramente i luoghi sono straordinari, sempre. La disponibilità da parte di Mittelfest, da parte soprattutto anche di Annalisa, è stata unica, quindi riuscire a lavorare con questa armonia in un territorio che comunque, in un festival che comunque dove c'è armonia, cultura, si respira veramente una bellissima aria, per me è stato quasi semplicissimo lavorare. Torno allora ad Annalisa Zorzettig per chiedere, insomma, sarebbe mai immaginata che queste cantine potessero trasformarsi in un set per questo viaggio multisensoriale? Oddio, di viaggi multisensoriali nelle cantine se ne fanno già, però magari di questo tipo no. Ma sai, io il vino lo vedo un po' a 360 gradi, ci raccontano le vecchie vendemmie, ad esempio, che si cantava in vigna, le villotte, venivano, non so, dopo un calice di buon vino, l'allegria, per cui per noi questo è moderno, sicuramente, un modo moderno, l'innovazione ci deve essere sempre, però questo mi riempie il cuore, è bellezza questa, è bellezza italiana e friulana in particolar modo, è bravura, sì, è bello vedere tra le botti questo lavoro che hanno fatto con molto impegno e molta precisione. E io, soprattutto ai nostri corregionali, invito i friulani a venire a Cividale in agosto a godersi un po' di Mittelfest perché comunque ci mettono tantissimo impegno, si percepisce quest'area mitteleuropea che mai come in questi anni è importante, no? Credo. Assolutamente. Allora abbiamo ancora pochissimo tempo a disposizione, vorrei concludere con Corciulo. Si diceva un'occasione questo festival per scoprire e riscoprire il territorio, ma da quello che abbiamo appunto appena capito anche un modo nuovo, un modo diverso di viverlo questo territorio. Sì, questo di Empatia R, come diceva Luca, è un progetto che è partito lo scorso anno, quest'anno abbiamo voluto fare lo step 2 ed è nella logica di tutti i progetti che stiamo facendo, ovvero progetti modulari a crescere, che possono essere ampliati e utilizzati. Raccontare un territorio con le strumentazioni che mette oggi a disposizione la tecnologia, in questo caso la realtà aumentata, è un'occasione pazzesca. E quando siamo partiti lo scorso anno l'idea era quella proprio di vendere il territorio, io torno sempre sul commerciale,
però dare la possibilità, noi possiamo far vedere il territorio negli Stati Uniti, in Canada, in Cina, in realtà aumentata, con un visore che oggi ha dei costi zero, i ragazzi li usano in maniera normale e possiamo veramente portare il nostro territorio in giro per il mondo in maniera semplice. Questo era stato l'obiettivo che ci eravamo dati. Quando Luca mi ha raccontato il progetto lo scorso anno, io sono stato veramente entusiasta, siamo partiti chiaramente in funzione anche del budget che abbiamo, non potevamo fare tutto, però abbiamo fatto quest'anno il secondo step, ma l'obiettivo è che questo diventi uno strumento di promozione del territorio in maniera integrata. Utilizzando tutti questi strumenti credo che possiamo veramente allargare la platea in maniera semplice e, se vogliamo, con costi bassi, perché poi fondamentalmente, se andiamo a rapportare l'effetto che possiamo avere, è importante. Quindi questo è il modo di raccontare. Allora, ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati qui in studio questa sera. Prima di salutarvi, naturalmente vi ricordiamo, su Telefriuli continueremo a parlare sicuramente di Mittelfest, ma insomma ricordiamo l'appuntamento centrale con Mittelfest dal 27 agosto al 5 settembre. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, grazie anche ai tecnici in regia. Alla prossima, arrivederci.